grazie all'assise civica, a tutto quello che è stato fatto attraverso lo studio della sesta commissione, presieduta dalla collega Iacone, e attraverso i vari lavori che si sono tenuti all'interno dell'assise civica. Io ho l'onere di ricordare a me stesso e a chi mi sta qui a sentire che di questa cosa, di questa vicenda, ce ne siamo interessati già in data 9 settembre 2008, cito le date e cito l'unanimità di questo Consiglio, dove c'è stata discussione serena, pacifica, senza screzi tra di noi, e ci fu l'unanimità per dire no a questo impianto. Questo impianto è stato detto ulteriormente no, vado veloce signor Presidente, in data 5 ottobre dell'anno scorso, se non erro, dove qualcheduno tornava ad affacciarsi, e più precisamente si affacciava attraverso una delibera, la 1559 del 7 settembre del 2010, dove si aveva modo di richiedere una valutazione dell'impatto ambientale, la cosiddetta VIA, e dove determinate persone, che non vado a citare, tanto le conosciamo tutti, almeno gli addetti ai lavori, esprimevano un loro parere, seppur vincolato su determinate circostanze. Ebbene, per chi mi sente, anche qui è stato detto no da parte di questa amministrazione, e all'unanimità, non qualcheduno favorevole e qualcheduno contrario. Oggi ci si presenta un problema leggermente diverso e mi sia consentito un po' anomalo. Pur vero che io vengo dal mondo della giustizia e sono abituato a quei cosiddetti ritardi fisiologici della giustizia, ma attendere per la pubblicazione sul Cura un anno, a me sembra che qualcheduno voleva far passare, come si vuol dire in gergo, alla chitichella, un provvedimento amministrativo. Chiaro che, essendo stato pubblicato questo provvedimento e avendo questa amministrazione già fatto un ricorso avverso il primo atto, che è stato posto a conoscenza il 18 aprile 2 anni fa, avendo provveduto a fare una comparsa e quindi un ulteriore atto di difesa avverso il ricorso dello Stato che è stato proposto da parte della proponente della Covercrop, se non sbaglio nell'aprile di quest'anno, è fuori di dubbio che io sono personalmente e a nome del mio gruppo a sollecitarle quella che deve essere chiaramente un'attività amministrativa più consona, ovvero sia le si dà ampio mandato sia a lei che alla sua giunta, una nuova costituzione in giudizio, perché esiste un atto amministrativo adesso con pubblicazione, quindi esiste un atto ufficiale dal punto di vista tecnico su cui noi dobbiamo affrontare ogni tipo di problematica per dire nuovamente no, sia da un punto tecnico legislativo che da un punto di vista scientifico. Non vado e non mi faccio perdere tempo questa sera a ripercorrere qui perché del no, lo sappiamo tutti la portata di questa vicenda, e l'unica cosa che mi duole è quella delle persone che pensavano di essere coinvolte attraverso il ristoro di un'attività lavorativa. Ma ricordo in una delle tante commissioni dove abbiamo partecipato, della sesta commissione sempre, dove ci fu detto che vi poteva essere un'attività lavorativa per circa 30-35 persone. Però non dimentichiamo, signori, 30-35 persone, di cui 15 riportava il proponente, ovvero sia la Covercrop, le altre dovevano essere una quota parte dei dipendenti che non sono più in carico all'ex zuccherificio di Celano. Un'ultima considerazione: noi come amministrazione abbiamo emesso atti che sono le delibere comunali 75 del 5 ottobre 2010, 85 del 26 ottobre del 2010, 115 del 28 aprile 2011. Sì, che qualcuno ha avuto interesse ad impugnare, ma non sappiamo ancora l'esito e soprattutto non sappiamo come sono andate a finire, anche se questa impugnativa è stata fatta in maniera molto ardata davanti alla Presidenza del Consiglio, alla Presidenza della Repubblica, chiedo scusa. Allora, quello che io le chiedo, e le ho già ribadito prima, signor Sindaco, ampio mandato affinché nuovamente ci costituiamo in giudizio, e questa volta io ritengo all'unisono con il comune, con il legale del comune di Luco De Marzi, sia chiesta finalmente la sospensiva
avverso il provvedimento da me testé citato. Grazie.